Il diritto all'assistenza dei soggetti con disabilità è un sacrosanto e va tutelato, e per questo ho chiesto all'ufficio scolastico regionale che venga operata una verifica sui titoli di precedenza degli aspiranti a incarico di docenza a tempo determinato che usufruiscono della legge 104. Questo quanto annunciato dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Mimmo Turano. Non si tratta né di una caccia ai furbetti né di una crociata contro chi usufruisce legittimamente della legge 104, spiega l'assessore Turano. Il nostro obiettivo è quello di garantire una massima equità e trasparenza nel processo di selezione per gli incarichi a tempo determinato e tutelare anche tutti coloro che hanno reale necessità di assistenza e di avere un congiunto vicino. Ringrazio il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, conclude Turano, che ha risposto positivamente alla nostra sollecitazione e ha già inviato una nota ai dirigenti degli ambiti territoriali e a quelli delle istituzioni scolastiche siciliane per avviare una verifica attenta e tempestiva di tutti i titoli di precedenza dichiarati prima che si possano consolidare posizioni di vantaggio illegittime.